Benvenuti a Sombra de Sunnuragi, stagione dessi stadi. L'arrivo della stagione calda ha sempre rappresentato in Sardegna un momento atteso tutto l'anno. Il caldo torrido si presta alla maturazione di molte colture facenti parte della tradizione culinaria dell'isola e, naturalmente, è fonte di lavoro per gli agricoltori che si impegnano a raccogliere i frutti del duro lavoro dei mesi passati. Con l'allungarsi delle ore di luce e la calura patita nelle mattinate e nelle ore pomeridiane, le persone si sentono propense ad uscire dalle proprie abitazioni alla ricerca di quel poco di frescura che la serata porta con sé. È in questa stagione che le vie dei paesi venivano animate dalle chiacchierate delle compagnie di amici che si sedevano, ognuno con la propria sedia portata da casa, fuori dalla porta delle proprie abitazioni per inscenare degli improvvisati talk show al chiaro di luna. La stagione estiva conduce anche alle serate più belle dell'anno per molte comunità paesane, il giorno della festa dei santi patroni e protettori, festeggiati prima a livello religioso con messe votive e processioni e poi con balli e canti tradizionali. Queste colorate e allegre festività segnano ancora oggi un appuntamento imperdibile per gli abitanti del paese e dei territori limitrofi. Momenti di spensieratezza e di gioia per adulti e bambini, questi ultimi nei mesi estivi animano maggiormente il paese anche a motivo della coincidente chiusura delle scuole. Con il progredire della società verso la modernità, paesi e città sovente si svuotano dei propri abitanti nei mesi estivi, i quali migrano verso le più accoglienti località marittime della costa dell'isola. In passato la spiaggia era un lusso per pochissimi. Oggi, con l'ammodernarsi dei mezzi di trasporto e della disponibilità economica, sono tanti i sardi che si recano a balneare nelle bellissime spiagge al pari dei forestieri, siano essi connazionali o provenienti da altre nazioni. I sardi, per la prima volta nella storia, diventano turisti nella loro terra, scoprono la bellezza variegata dei luoghi non molto distanti da casa, alimentando l'economia dei servizi cresciuta esponenzialmente a partire dagli anni del boom economico. L'estate conserva il suo significato profondo soprattutto nell'espressione culinaria. La frutta fresca di stagione, i prodotti del mare, le romantiche cene al tramonto accompagnate dalla spettacolare vista offerta da molti luoghi sparsi sul territorio rappresentano, forse oggi più di ieri, la cartolina di un periodo dell'anno atteso da tutti i sardi senza distinzione di provenienza. Istadi. Mesi de Girolasa, Basca e tempus afoso, de mengiano ghizzi fins a scoricai, con cassoli a porta sa tocca da varrai, traballendo in fora esti varioso. In susattu esti meda sa cosa de vai, in messaggio con foraggio e trigo si cau, e is pastorisi con bestiamini a corrau, po gusto su pago su tempo su de pausai. Ma si stadi dona lavoro meda energia, sia da insagenti cogliata che bagadioso, che si spassia in commenti spipioso, possa festa manna in buona compagnia. Austu e Capodanno, ballo sardu e movimento, con femminas e uomini tutto son pari, ognuno da cabba da sballao, ma contento. E spiccioccus ci bessi in tagosai sommari, che enza de nessuno pensamento, alligurus e pregiao con birras e campari. Appustisi su verano, finza se si stadi d'aspettauso vo tutto s'anno. E, più che prima, s'impruso dei sardus vianta messaius e pastorisi, issus commenti da bivianta questa stagione. No scetti issus, si stadi forse esti sa stagione più bivia e più sentita de sa gente sarda. I disi molti longas e bascosas, prenas de traballo prodottus, quindi messaius a tutto di in susatto, con cassoli o arregolli suglianti arau e seminau sattongio. O pastori con bestiamini che portano a pasci di un luogo a s'altro, o maestro de muro che fanti de tutto o traballai a sombra. Però si stadi, come ti vi astenendo di vu, è sempre stetti a puro a stagione di allegria e de festa, e moi in capasa de brusu, ma prima puru. E che li esti s'atmosfera mei vidas de sta Sardegna in questo mesi? E come ti vistenendi desa regione, in effetti, in si stadi esti mi vida nostra sa torrante semigrauso, e in paraiso su ogni famiglia va di festa. E non si indiscaresciaso dei festas che ogni abita va di in arregodo de su santo insoro, con missas, processioni e ballus nei sprazzas, con sa tradizione dessa musica sarda, sentita de dottus, e proprio per gusto sa gente si spassia da badendi dottus un pari.
E poi in s'estadi, magari spicciocco e giovanelli fanno di tutto per andare a mare, anche all'ompi di gente di ogni luogo del suo mondo, e in cui tenete in modo di spaziare in compagnia. Ma tornando a s'estadi, in terra nostra pare di chi sia da voi cosa che ho appena nato, sta stagione brusu fadiosa de traballo, ma sta brusu spaziosa pure allegria per tutti. Biugasi scritto bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggi che anche bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Ma dice su c'è pariga che ponti 10 ben i vostri stati, uno vuoi dessi de festa in festa che guardo corridori. Tocca ad andare a approfittare pure di tutta questa festa sa dessi stati. Questo dicio è un pochetto beffiano, vuole di fai comprendi che su guardo anda da festa in festa, po' curri e mancare vinci che l'incono premio in bidas differenti della Sardegna. Ma somini che anda da troppo da festa in festa in ogni bida, che senza de se ne perdi mancuna, o l'innaga lascia da perdi sa cosa de fai, del suo traballo, e a barra da pago un domo in famiglia, po' gusto si narra da questi un pochetto mandroni. Ma dai pure che all'incuno di una barra da fetti girendi in mei festa, sa tocca da traballare pure o no? E nella regione, poi in stati, capasesti con me da gente, sa stagione che si traballa di pruso. O dico che voi di andare bene per stati, puoi essi quest'altro. Mesi de cirollas, ispovidas a 40 sollas. E ti succede in questo mese di agirolla, sa che tocca da assai solla sa questa popidasa? In su mesi de cirollas, esti forse su mesi che su messaggio traballa di pruso. Quasi tutto sadin su satto, a messare su trigo, a imballare foraggio e feu, accudendo su bestiamini, ecco i tannara da su diccio, che varranta atteso de sa famiglia e ispovidas a 40 sollas. Ma scorica drogio, già è dorranta, doni una domosua po' papà in compagnia e poi sa riposare con dessa fatica. Ma sa di appustisi tornano in carrerai, commenti sa di ainantisi. Ma esti buruberos che spopidas los aspettano prima de scorigai ogni addì. E non varrata sollas a sonoti, ma varrata sollas veta in 3D. E ahí ci assumanco si può riantapigai su frisco in pari a meri povidda e povidda. Visto che a me si è ricordato gusto, c'è un dicio che ha proprio a proposito del frisco. Su frisco dell'estate dove canta i merisi. Scommetto che ai merisi non deppin aspettare su Maria Marolla vostro frisco. Questo dicio donaranta con pago pregeri tutto i straballantesi, chi funti con cassoli vadendi ogni razza de cosa, son frendi sa basca de stati. E questo balli de messaggio su, balli po' maestro de muro, e tutto questo su chi funti con cassoli traballenti. Ecco poi tannaranta che su frisco de stati dubicante merisi. Poi ta isso su non tenta bisogno di traballare. S'arriparanta in sombra e si gosanta su frisco. E su popolo, o dirà in antesi, di tocca a fare il straballo su chi sballanta de pruso. E su un pruso con sa conca sotto de su sole. E inzando su questa estate, quando pigaisi su frisco, in capasa con sa popidda e cose os'altro, su con su picciocco, con il figlio, su, o con su babbo e sa mamma, arrecordai sì che questa stagione esti commentendi con noso, con assombra de sonuragi, e ascoltai is episodi nosu. Sapettauso che si fa in meta pregeri quando uscirete su casa ascoltasi. Si intende all'estero con saluti. Deo volla da buona estate a tutti.